Il super favorito Massimo Ongaro ce l'ha fatta, è lui il nuovo direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto. Il consiglio di amministrazione, presieduto da Angelo Tabaro, l'ha scelto per le sue esperienze anche in ambito internazionale. Massimo Ongaro ha 44 anni, è di origini milanesi, ma conosce bene la scena veneziana, avendo lavorato alle Fondamenta Nuove e in Biennale. A lui si chiede un rilancio di due realtà importanti come il Goldoni di Venezia e il Verdi di Padova, che con la nuova normativa aspirano a diventare teatro nazionale. Esce sconfitto il chioggiotto Pierluca Donin, da circa 20 anni alla guida del circuito Arteven. Il Consiglio lo ringrazia per la sua disponibilità, come pure ringrazia Alessandro Gasman per il lavoro svolto, ma l'epoca dei direttori prime donne, impegnati a tempo pieno come attori e registi, è finita. Non a caso la candidatura di Luca Barbareschi non è stata presa in considerazione. Al teatro oggi servono bravi manager che sappiano organizzare e amministrare. Buon lavoro!